Riccardo Sunski, candidato per Resistere Veneto alla presidenza della regione, ci racconti un po' di lei, qual è il suo percorso, cosa l'ha spinta a candidarsi e quali sono i punti principali del suo programma. Io, siccome un po' di anni dovrei andare indietro nel tempo, ma direi che insomma, il mio percorso politico è che ho fatto l'amministratore comunale del mio comune, Santa Lucia di Piave, dal 1994 la prima volta sindaco, 4 volte sindaco, 2 volte vice sindaco. Ho avuto anche un intermezzo di consigliere provinciale attorno al 2007 e questo insomma diciamo sul piano proprio pratico. Perché mi ha spinto a candidarmi? Perché dopo quello che abbiamo subito nella pandemia, anche la mia attività di sindaco in cui le realtà locali sono sempre state soffocate, ho ritenuto di poter mettere in piedi una proposta che sia alternativa rispetto agli schieramenti abituali destra-sinistra, insomma, anche perché in un periodo in cui c'è astensionismo magari una proposta diversa potrebbe convincere la gente a andare a votare per una persona che ha piaccia o non piaccia, un suo profilo, una sua personalità, un suo percorso anche di coerenza. E comunque abbiamo fatto una grande cosa perché ho messo insieme tante anime. Il nostro movimento non è un partito, diciamo, in cui c'è una dittatura, sono varie posizioni che però si sono messe insieme per dare un'opportunità diversa con un'unica considerazione: difesa della libertà e dei diritti naturali e essere rappresentanti del territorio. A noi non interessano altri voli, diciamo, a altri livelli, vogliamo proprio diventare un partito che rimane ancorato dal territorio perché siamo partiti dal territorio, incontrando la gente. Ho fatto migliaia di chilometri, centinaia di riunioni, incontrato migliaia di persone, sono loro che ci hanno dato la forza di iniziare, e anche con la raccolta delle firme che è stata una cosa eccezionale. Tra i giovani si registrano sempre di più episodi di disagio e di violenza. Cosa propone per prevenire questi fenomeni e allo stesso tempo offrire loro più opportunità? Questo è un dato che già da tempo io vedevo dal mio osservatorio di medico, insomma, del malessere. Con le chiusure legate al Covid si è accentuato. Il fatto poi che le relazioni interpersonali siano venute meno anche per via della digitalizzazione dei telefonini, in cui la realtà sfuma rispetto a quella che è la fantasia. Molti disturbi sono aumentati dal punto di vista del depressivo, dal punto di vista della violenza anche nei giovani. Chiaramente bisognerà intervenire sul piano educativo, sul piano delle possibilità formative, sport, cultura, quant'altro possibile, togliendo però comunque alcuni modelli di sviluppo, secondo me, che riguardano non solo i giovani ma anche la denatalità, che portano al super egoismo, al successo, alla bravata, mi si passi il termine, per ricondurli a alcuni valori che insomma nella vita di qualsiasi età ci devono essere, stare bene insieme agli altri. Quindi bisogna fare una serie di politiche, tenendo conto che le risorse non sono tantissime, in cui i giovani diventano protagonisti non per uso, chiamiamolo così per termine, ma un protagonista in continuità per creare una classe sociale di adulti che siano, diciamo, formati da questo punto di vista, ma senza indirizzarli. Avrei anche da criticare la scuola, che diventa un po' troppo poca dei saperi, delle conoscenze, e più di indottrinamento. La sanità resta uno dei pilastri del sistema veneto, ma anche uno dei settori più sotto pressione. Quali interventi ritieni più urgenti per ridurre le liste d'attesa e sostenere il personale sanitario? Intanto la riforma di Azienda Zero, perché l'aver messo al centro l'economia con cui si gestisce la sanità ha portato a snaturare quello che è il sistema di servizio per i cittadini. Quindi le liste d'attesa sono frutto di una valutazione economica per cui le risorse scarseggiano. Quindi noi metteremo mano a Azienda Zero, ritornando al centro non solo l'economia, che ci sta, insomma, non si possono sprecare risorse, ma mettendo che prima va fatto il servizio per il cittadino. Poi la scelta dei direttori generali dovrà essere di competenza e non di fedeltà politica, questo lo dico chiaramente, avendola vissuta sulla mia pelle, la questione. Un'altra cosa è le risorse. Allora, se la nostra sanità, che è ancora eccellente, attrae e serve anche altri territori, dobbiamo avere più risorse per la nostra sanità, perché non serve solo il Veneto, ma anche altre realtà. Quindi ci vogliono 500 milioni, inutile che stiamo qua a dirselo, all'anno in più, per dare risorse ai dipendenti, per pagarli meglio, per evitare che la politica delle chiusure abbandoni i territori, pensiamo alla montagna, per cui si possa anche reinvestire sulla medicina di prossimità, case di comunità, medici.
Ci sono degli errori a monte, anche la Regione ha le sue colpe, perché le borse di studio per formare i medici di famiglia sono state ad esempio minori negli anni scorsi rispetto a quelle di una regione vicina come l'Emilia Romagna. Bisogna portare a casa le risorse, come? Facendo una battaglia per l'autonomia, perché la sanità è la competenza autonoma, che sia reale, voglio dire, se c'è da mettersi bisogna portare a casa le risorse a costo di mobilitare la popolazione per avere i risultati.